Sesta corsa, il Gran Premio Continentale Filli. Prova delle femmine con il numero 1 ci sarà Dolcezza Sergio, Antonio Simioli in salchi per il training di Alessandro Gocciadoro e i colori del signor Biagio Sergio. Al numero 2 Dali Prav, René Legati per Alessandro Gocciadoro al training, i colori di famiglia della scuderia Indal. Con il numero 3 Due Italia, Andrea Farolfi per Mauro Baroncini, i colori della scuderia Giovane Italia. Al 4 Duna di Girifalco avrà in sediolo Andrea Guzzinati, Eric Bondo è l'allenatore per i colori della scuderia Cicolindo. Al 5 Dea Griff, Antonio Di Nardo per la seconda pedina di Eric Bondo, i colori della scuderia Bruni Racing Team. Al 6 Dilva Jet, Ferdinando Pisacane per Paolo Romanelli, colori degli allevamenti Toniatti. In seconda fila con il 7 Dea Sprint Bar, Alessandro Gocciadoro al training, Santo Mollo in sediolo per i colori della scuderia 4AB. All'8 Diana Piz, Manuel Pistone per Alessandro Gocciadoro al training e Johnny Pizzolato alla proprietà con il 9 la favorita. Dotera S, Francesco Tufano per Alessandro Gocciadoro, i colori dell'Ecurie Carsco. È favorita Dotera S, 1,85 la quota sul campo, l'autostart ha raccolto le partecipanti, si prepara a entrare in retta per lo stacco. È partito il Continentale Filli con l'errore di Due Italia che stava provando ad avvantaggiarsi al largo e velocissima. Dea Griff che cerca di andare al comando, prende intanto la corda Dali Prav che si trova così nella posizione d'avanguardia. Dea Griff che chiede strada ma non la ottiene, cerca di parcheggiare seconda e ci riesce perché sbaglia Dolcezza Sergio, rimane terza in corda Dea Sprint Bar, allo scoperto Duna di Girifalco, poi alla corda c'è Diana Piz, seconda pariglia esterna per Dotera S, alla retroguardia si ritrae Dilva Jet. 13,9 il lancio di Dali Prav che ha preso la testa e passa in 29 i primi 400 metri di corsa. Viene subito allo scoperto Dotera S che non perde tempo, si porta ai lati di Dea Griff e cerca di portarsi sulla testa della corsa. Dali Prav oggi corre al comando, Dotera S se la dovrà fare allo scoperto, alla corda c'è Dea Griff che precede sempre Dea Sprint Bar, seconda pariglia per Duna di Girifalco, alla retroguardia chiudono Diana Piz e Dilva Jet. Il gruppo composto da 7 unità passa gli 800 metri iniziali in 58,6, 29,6 la seconda frazione. Dali Prav che guida su Dea Griff, di fuori sempre Dotera S, in pariglia Duna di Girifalco. Il primo chilometro se ne va in 1,13,7 con una frazione in 15,1 per la curva di destra. René Legati che cerca di risparmiare il risparmiabile a 500 metri dalla conclusione. Dotera S al suo esterno, non ha ancora pigiato definitivamente sull'acceleratore. Alla corda rimane sempre bene Dea Griff, mentre prova a muovere in mezzo alla pista Dilva Jet, ma si scontra con l'ovvia accelerazione da parte di Dali Prav che prova a venire a casa a 300 metri dalla conclusione. Dotera S è sempre al largo ma per il momento non incisiva. Alla corda c'è Dea Griff, la retta d'arrivo per Dali Prav. Dea Griff che prova a infilarsi di dentro, Dotera S che torna sul passo, è in vantaggio Dali Prav che ha ancora una da gestire. Dotera S torna, di dentro c'è Dea, Dali si difende, Dali Prav fino in fondo in coast to coast e René Legati che alza la frusta al cielo, vince 28,3 a chiudere, 1,12,5 percorso di testa impeccabile per Dali Prav. Alessandro Gocciadoro al training, i colori ovvi sono quelli della Indal. René Legati che fa suo il Continentale Filli, va in testa e da lì non si schioda più fin sul palo, sollecita Dali Prav che risponde al meglio, nel finale si sottrae all'attacco simultaneo interno di Dea Griff e esterno di Dotera S che se l'è fatta allo scoperto ma oggi non ha potuto niente contro Dali Prav che viene a vincere. Dotera S è seconda, terza Dea Griff, a precedere Dea Sprint Bar e Duna di Girifalco. Questo è il marcatore, ma andiamo in premiazione a salutare René Legati che vince con Dali Prav.